L'Europa in Veneto si legge troppo poco, se il paragone è con il resto dell'Italia il dato è più confortante, troppo poco comunque, per questo l'iniziativa Il Veneto legge. Paolo Colombatti. Meno della metà dei veneti lo scorso anno ha letto almeno un libro e le percentuali qui a nord-est sono le più alte a livello nazionale. Si legge troppo poco dunque e per cercare di invertire questa tendenza la Regione ha istituito Il Veneto Legge, un progetto nato 3 anni fa con lo scopo di avvicinare i cittadini alla passione per i libri. Questa iniziativa, nata con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, le biblioteche e i librai della Regione, si concluderà il prossimo 27 settembre con la tradizionale maratona di lettura. Non è soltanto il sole che dopo essere nati ognuno di noi vuole vedere. L'anno scorso sono stati più di 1000 gli appuntamenti. Ci auguriamo di sfondare il tetto dei 2000, il tema di quest'anno è Commisso, i 50 anni dalla morte e la letteratura scientifica. Ci sono più di 1000 biblioteche in Veneto, un numero che è quasi il doppio di quello dei comuni, eppure è ancora necessario educare alla lettura. Noi purtroppo la lettura la vediamo come studio e invece negli ultimi 10 anni soprattutto si assiste da parte dei professori all'insegnamento, al concetto della lettura come svago. Quanto più riusciamo a spostare dalla lettura come studio alla lettura come svago e come divertimento, tanti più lettori avremo. Gli studenti sentono quando un insegnante ama quello che presenta. E questo amore, diciamo, si trasmette anche poi agli autori che vengono letti e di conseguenza anche ai libri. Ma per avere lettori adulti è bene iniziare dai più piccoli. Attraverso la lettura ad alta voce i bambini possono trovare l'entusiasmo e l'emozione di fare il viaggio all'interno dei libri, conoscere i personaggi ed appassionarsi a tal punto da voler fare questo viaggio da soli. Vediamo questo spot su Matera, capitale della cultura.